Tutto pronto per la settima corsa, femmine di 3 anni al via, 1 Glamour Trio, 2 Giulietta Jet, 3 Gilou dei Greppi, 4 Gerbera Jet, 5 Gloria dei Veltri, 6 Gemma Lord del Sile, in seconda fila 7 Gioiella, 8 Georgia Ferm, 9 Grazia Jet. Macchina che sta per entrare in retta, Georgia Ferm rimane una trentina di metri dietro agli altri, autostart che accelera, problemi per Gerbera Jet. Partite. È veloce dal largo Gloria dei Veltri insieme a Gemma Lord del Sile, le due però numero 3 Gilou dei Greppi squalificato, numero 4 Gerbera Jet squalificato. Al largo prova a puntare in avanti Gemma Lord del Sile che va con decisione su Giulietta Jet, 200 metri in 15 per Giulietta Jet che è in vantaggio nei confronti di Gemma Lord del Sile che si scava posto seconda alla corda e parcheggia avanti a Gloria dei Veltri, poi ancora Glamour Trio, quindi Grazia Jet alla retroguardia, Gioiella 29,8 i primi 400 metri di corsa per Giulietta Jet che è in vantaggio nei confronti di Gemma Lord del Sile, la terza posizione per Gloria dei Veltri che precede Glamour Trio, Grazia Jet, Gioiella. 600 metri iniziali passati in 46,3, ha rallentato all'avanguardia Giulietta Jet che si mantiene leader indisturbata, sempre in seconda posizione Gemma Lord del Sile che precede Gloria dei Veltri, la quale si scopre anticipando le mosse di Glamour Trio, poi Grazia Jet che va terza in corda. Prova la risalita ora Gloria dei Veltri, arriva al lato di Gemma Lord del Sile, cerca di portarsi sulla leader Giulietta Jet, la quale passa il chilometro in 1,18. Ha uno scarto ora Gloria dei Veltri che sbanda e sposta allora Gemma Lord del Sile che prova ad andare su Giulietta Jet. Viene bucata all'interno da Grazia Jet, la retta opposta alle tribune è passata in 15 da Giulietta Jet che accelera, Grazia Jet in corda, di fuori Gemma Lord del Sile, poi Glamour Trio che viene in terza corsia, guadagna di dentro Gioiella, quando siamo ormai all'imbocco dell'addirittura d'arrivo e Giulietta Jet guida nei confronti di Grazia Jet, al largo Gemma Lord del Sile, Giulietta Jet che ora accelera e prova a staccare da Grazia Jet e Gemma Lord del Sile, poi Glamour Trio nel finale, Giulietta Jet che viene a vincere in maniera facile al secondo, Grazia Jet al terzo Glamour Trio. 32 ad arrivare, 1:16,7 ragguaglio cronometrico per il successo di Giulietta Jet, Francesco Pettinari per il training di Andrea Sarzetto al poker in giornata per la scuderia Elida ai colori. Anche la scuderia Elida al raddoppio dopo la vittoria di Freya Baba, la vittoria di Giulietta Jet, Francesco Pettinari, Andrea Sarzetto, la scuderia Elida.